Mentre si sfornano i manicaretti e tutto è pronto per il cenone della vigilia, l'esperto di costumi veneziani Sandro Brandolisio ci ricorda quanto giovane sia questa tradizione. Quando eravamo bambini, risale con la sua memoria enciclopedica, il 24 dicembre era un giorno non molto diverso dagli altri. Già una giornata come quante altre, solo con e a differenza che già la messa è mezzanotte e una volta per fare la comunione bisognava aspettare 3 ore, 4 ore prima di poterla fare e quindi ti puoi immaginarti cenone non ne c'era assolutamente. La vera buffata era riservata al pranzo del 25, quando la tradizione voleva che sotto al piatto del papà i bambini mettessero la loro letterina per la Befana. E una volta non che c'era a vigilia come adesso i regali che li porta Babbo Natale, questi quasi venivano fuori, diciamo così, verso a metà degli anni 70, all'epoca che c'era solo la Befana che richiamava i tre re magi che portava i doni a Gesù, quindi i regali putei si faceva solo a Befana. Il 26 invece era il giorno della focaccia, un pane dolce con sopra lo zucchero preparato in casa o comprato dal fornaio. Il giorno di San Stefano ti andavi da trovare i parenti, fare gli auguri ai parenti, già una specie di gita fuori a porta perché chi che aveva parenti, diciamo così, in terraferma, andava a con tanto di fugassa perché ormai il panettone già era uno solo e ti devi mangiare il giorno di Natale e quindi ti portavi questa fugassa.